conferenza stampa, ci eravamo promessi che ad agosto cambiavamo location, un po' meno istituzionale, più estiva, quindi ringrazio il Biblos, ringrazio lo stabilimento Storia che ci ha ospitato questa mattina. Ringrazio voi presenti, giornalisti, rappresentanti di associazioni di categoria, di Infopoint e anche organizzatori delle manifestazioni che vedremo svolgersi per tutto il mese qui a Chioggia e Sottomarina. Un calendario ricco anche per il mese di agosto. Pareva ieri la conferenza stampa di aprile che mostrava un po' tutta la stagione estiva e siamo qua per appunto presentare agosto 2019, un mare di emozioni. Più di 30 appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dal cinema agli eventi sportivi, coinvolgendo sia i più piccoli e anche i meno giovani. Iniziamo subito da domani, è l'appuntamento prossimo. Ritornano con grande attesa le Baruffe in Calle, 23esima edizione, che è uno spettacolo atteso non solo dalla cittadinanza ma anche dai turisti che già un anno prima vogliono accaparrarsi il posto per questo spettacolo unico. Le Baruffe chiozzotte di Goldoni che vengono riproposte in maniera itinerante anche alla scoperta della nostra città. Ringrazio Arteven, ringrazio in particolare il direttore Pierluca Donino a cui lascerei la parola. Grazie, buongiorno a tutti in questa location molto istituzionale. Ringrazio le autorità, la stampa ci dà sempre grande spazio sui giornali e anche sul video che è acceso. È acceso. Ma oltre alle Baruffe che ovviamente sono un successo della città, alla fine perché è la città che lavora su questa iniziativa e sono esauriti i posti a giugno, abbiamo aperto le vendite, abbiamo esauriti e stanno già prenotando il 2020, quindi l'assessore dovrai sopportarci anche nel 2020. Quest'anno le Baruffe in collaborazione anche con il Proloco, con gli sponsor che ci aiutano, il libretto è appena sfornato qui, bello fresco di stampa. Le location sono il retro dell'isola di San Domenico, la zona dell'università, dove c'è una cala che non vede mai nessuno perché bisogna passare attraverso una zona militare, quindi io ringrazio anche la Guardia di Finanza che ci concede il passaggio. Lo spettacolo inizia con un concerto di musica classica e un aperitivo, poi arrivano i pescatori e poi arrivano le donne e poi ci si sposta a Palazzo Grassi per l'interrogatorio e poi dietro la pescheria per il terzo atto, quindi la pace tra i contendenti, poi si passa attraverso la pescheria che è stata scoperta anche durante la saga del pesce con i bellissimi padri grechi e poi si finisce all'affondamento a Marangoni con la festa che organizza il concitore, quindi con il produttore. Le Baruffe hanno la caratteristica di essere nate 26 anni fa, 27, nel 1993 con il bicentenario gordoniano e è stato il primo spettacolo in Italia che ha coniugato danza, musica, teatro ed enogastronomia, quindi il primo spettacolo di turismo culturale. Su questo ce ne vantiamo ovviamente e il suo successo significa che la formula funziona. Ovviamente sono 100 posti a sera che sono molto pochi, ma questo crea l'intimità tra lo spettacolo e i protagonisti che sono disponibili. Poi abbiamo un'altra serie di spettacoli sempre in agosto, l'8, il 22 e il 29 al chiostro del Museo Civico che consiglio sempre di andarlo a vedere, approfittando degli spettacoli, come c'è l'apertura, sono spettacoli per famiglie e per bambini e servono per l'iniziazione dei bambini a godere dello spettacolo del vivo, della cultura dello spettacolo vivo, cioè della narrazione di qualcuno che ti racconta una storia. C'è ancora una favola sul ponte, altra iniziativa che ha avuto molto successo, l'ultima l'abbiamo fatta il 29 luglio, ce ne sarà una il 19 di agosto, e lì c'è un attore che sale in una piccola pedana e narra delle storie dei bambini, questo è gratuito, che si siedono sul ponte. Anche questa iniziativa è nata un po' di anni fa, adesso è ripetuta da altre location, quindi ci fa sempre molto piacere arrivare qui. Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo fatto il circo vegano, ne hanno parlato le riviste nazionali perché
progetto che ha messo insieme Jesolo, che oggi è Rosolina, un circo vegano, si è scatenata una battaglia tra animalisti e non animalisti, e noi siamo contenti di aver fatto un circo senza animali, perché la nostra proiezione è contemporanea e moderna, che appunto di poter fare il circo senza l'uso degli animali, che io sinceramente ho le mie idee, però il circo vegano, diciamo, è stato un inizio, poi vuol dire, nasce dal Cirque du Soleil, nasce da un sacco di azioni fatte per togliere l'1 e il 5 agosto. Dal 1993 ci sono le valutazioni. Ci auguriamo che abbiate comprato il biglietto, così lo potete vedere. Se non avete comprato il biglietto, mi dispiace, compratelo sul 2020, aumenteremo i prezzi. E quindi peccato. Grazie alla stampa, video e cartacea, e alla grande diffusione ai progetti dell'assessorato alla cultura, che mi pare che quest'anno in maniera particolare sia veramente potente. Eravamo sul pezzo.